Cade dopo 35 risultati utili consecutivi fra eccellenza e Serie D la nuorese e lo fa sotto i colpi di un Atletico Cagliari cinico e spavaldo, trascinato da un Figos inarrestabile. Il 4-1 finale punisce pesantemente la nuorese, protagonista di un ottimo primo tempo, nel quale però spreca troppo, finendo così punita da un Atletico capace di sfruttare al meglio ogni occasione. Ad aprire le marcature Figos al 21esimo con un diagonale che non lascia scampo a Pettinari. La reazione della nuorese è veemente, un minuto dopo Gianluca Festa mette a segno il gol dell'1-1. E qui incomincia il festival delle occasioni mancate della nuorese. Bravo Zanda a fermare su Mancosu, fortunato quando il destro di La Tartara si stampa sul palo, ancora bravo a ribattere 2 volte, prima su Mancosu e poi su Dossù. E la ripartenza dell'Atletico è letale quando Figos supera Pettinari con un delizioso pallonetto. La ripresa è da incubo per i verdeazzurri, con Figos che imperversa in area nuorese. Prima devia in gol un cross dalla destra di Boi e poi mette il sigillo all'incontro con un destro da dentro l'area. Per la nuorese il colpo del KO, per l'Atletico un trionfo inaspettato.